Spumeggiante vittoria della Virtus Verona che con una gara di anticipo si aggiudica il campionato Primavera 4 Girone A. Al Comunale Santiani Santi di Montagnano affronta l'Arezzo e vince con il risultato di 3-0. Dirige l'incontro il signor Citi, coadiuvato dai signori Belli e Gioia. L'Arezzo spinge cercando di mettere subito in difficoltà gli avversari. Al secondo di gioco, da calcio di punizione ci prova di testa Nacchia. Poi, da azione manovrata, Fucci ci prova al volo. Graziano batte una punizione dalla tre quarti, conclusione di De Gregorio, deviata da Filippi. Nuova azione con doppia conclusione, la prima di Marozzi e poi di Verdini. La Virtus in contropiede si rende pericolosa con Oni, che tira fuori dopo un appoggio di Antolini. Subito dopo è Filippi a concludere al lato con un tiro da fuori area. L'Arezzo si rende pericoloso con un colpo di testa di Celli servito da Verdini. La Virtus si porta in vantaggio nel minuto di recupero con un colpo di testa di Oni su azione di calcio d'angolo. Nel secondo tempo la Virtus parte più convinta e all'11° raddoppia con Ferrarese servito da Filippi. L'Arezzo ci riprova, prima con Scichilone, Ficelli in tuffo devia in angolo. Poi Celli tira al volo dall'interno dell'area, ma la palla termina alta. La Virtus risponde con Ferrarese, Landucci respinge. Cambio di fronte e la conclusione di Marozzi è parata da Ficelli. La Virtus prima sfiora il gol con Cielo di testa. Poi segna con Filippi che raccoglie un rimpallo dal limite dell'area e si porta sul risultato di 3-0. Con l'ultima occasione di Ionita respinta da Landucci, la partita si conclude. Ed ora ascoltiamo i mister. Mister, una gara che rispecchia un po' l'andamento del campionato, riuscire a fare una buona prestazione, però si esce sconfitti. Sì, diciamo che per 50 minuti, fino al gol del 2-0 è stata secondo me una bellissima partita, proprio apertissima, poi gli episodi a volte determinano. Forse se negli episodi fossimo stati anche un pochino più fortunati poteva avere un esito diverso, la gara poteva avere un andamento diverso, ma ciò non toglie che comunque abbiamo affrontato un avversario che ha legittimato la vittoria del campionato per qualità organizzative, qualità tecniche, qualità fisiche impressionanti. Sì, rimane la bella soddisfazione che fino al 2-0 siamo rimasti dentro la partita, credo alla pari, giocandosela molto serenamente alla pari, e questo attesta un po' il discorso che avevamo fatto all'andata, no? Il gruppo che è cresciuto tantissimo, i risultati del girone di ritorno che comunque hanno fatto il doppio dei punti del girone d'andata, quindi attestano che c'è un percorso diverso e quindi dai, va bene così, onore ai vincitori perché insomma hanno legittimato con una grande prestazione la partita di oggi. Tanti giovani, c'è insomma anche l'impegno a voler puntare sulla prossima stagione e fare in modo che anche i 2006 ad esempio che erano schierati nella sua formazione possano avere un'opportunità di giocare un buon campionato. Sì, senza ombra di dubbio, hai toccato l'argomento secondo me principale. Questo è un gruppo formato per la gran parte da 2006 e quindi questa sicuramente è stata un'annata di preparazione al prossimo campionato. Credo che ci sia già una buonissima intelaiatura proprio per la stagione prossima e considerando anche il buon gruppo che c'è negli Under 17 che stanno facendo un bellissimo campionato, secondo me l'anno prossimo il gruppo Primavera sarà
un gruppo divertente da allenare sicuramente. La ringrazio mister e le auguro tanto bene per il futuro. A lei, grazie, un saluto a tutti. Insomma, è finito il campionato perché con una giornata di anticipo la Virtus riesce a conquistare il titolo, non accadeva, anzi non è mai accaduto nella storia della Primavera Virtus, quindi una grandissima soddisfazione per un mister che ha puntato molto sui ragazzi, ha puntato molto sul gioco di squadra, sulla possibilità di dare ai ragazzi un futuro e una consapevolezza di gioco e di squadra. Hai detto bene tu, hai usato le parole giuste, consapevolezza, squadra, io aggiungo mente, sono stati i 3 ingredienti principali. Abbiamo fatto qualcosa di storico alla Virtus per una squadra nazionale che vince il campionato, l'obiettivo erano i playoff, abbiamo vinto un campionato, veramente questo rimarrà nella storia della Virtus. La partita è cominciata un po' in sordina, c'era un po' di tensione, poi la sua squadra è stata cinica ed è andata in fondo lì dove voleva, sfruttando tutte le occasioni che le sono capitate. Poi sono emersi i valori in campo, i valori della prima in classifica sono emersi, siamo stati i primi per praticamente tutto il campionato e questo è venuto fuori bene l'Arezzo all'inizio, come sapevamo, perché ricordiamoci che ha battuto squadre importanti, non a caso il Mantova e anche altre squadre, però poi i miei ragazzi sono venuti fuori con la qualità ma soprattutto con la consapevolezza. Ora si deve affrontare insomma, il periodo un po' come dire, grigio di attendere per questa formula insomma, che c'è da aspettare la vincente dei playoff per poterla affrontare in gara di andata e ritorno, già stabilite anche le date. Come riuscirà a tenere alta la tensione dei suoi ragazzi? Ora godiamoci la vittoria, che è la cosa più importante, e ti chiedo di permettermi una dedica a mia moglie Sara, che mi supporta e sopporta sempre in ogni situazione, con cui posso parlare di calcio e di tutto, e ringraziamenti sono doverosi. Amorino Marchesini, il miglior mental coach d'Italia, che era qui oggi, sono contento, da Bologna. Ringrazio Cristian Cantarelli che mi ha dato questa possibilità di allenare la primavera della Virtus, e per me questo è veramente stato importantissimo. Ringrazio il mio staff, perché il mio staff ha lavorato tanto, staff tecnico, staff dirigenziale, e ho lasciato per ultimo i miei ragazzi, perché hanno fatto qualcosa di straordinario e qualcosa che si porteranno sempre con loro. Infatti a fine gara c'è stato un grandissimo abbraccio fra tutti i ragazzi, lei, lo staff, è stata una soddisfazione enorme, credo che non ci sia soddisfazione maggiore da parte di un allenatore. È stata una cosa meravigliosa che rimarrà sempre con me. Ci vediamo allora sabato prossimo. Grazie mille. Risultato finale: Arezzo 0, Virtus Verona 3.